Ciao ragazzi, benvenuti nel mondo più vero delle tradizioni vicentine. E cosa c'è di più vero del pan biscotto e della soppressa? Ovvio, è il Clinto! Taia Paolo, che spettacolo, guarda che robetta, la soppressa vicentina. E Paolo Vicari o Vicari mi ha detto che è lo stesso. Quello che conta è che lui è un grande appassionato, un innamorato delle tradizioni vicentine. E oggi sono venuto a trovarlo perché finalmente mi farà riassaggiare una cosa che non mangio da un sacco di tempo. I sugoi, che sono fatti con... Sono fatti col mosto e la marmellata di uva framboa o di uva Clinto. o di uva Clinton, che è Dipende dall'acidità che vogliamo avere. L'uva l'abbiamo noi, abbiamo la pergola dietro, noi abbiamo framboa o Isabella, dolcissima, eccola qua. E come si fanno i sugoi? Niente, i sughi sono una tradizione, erano il dolce del passato, quando non c'era nulla, quando eravamo poveri, bisognava inventare qualcosa. Uva, la cuciniamo un quarto d'ora, la maciniamo col pasta verdure come si faceva a Stiani, come si masena al minestrone. Una volta masenata l'uva la rapprendiamo con un po' di farina, se serve lo zucchero, ma dipende lì, ma Certo. io direi anche no, e da lì poi li raffreddiamo e abbiamo un budino di uva, qualcosa di fantastico. Anche perché mentre si cucina ci sono questi effluvi, questi profumi che vengono fuori. Stiamo parlando di uve forse fra le più aromatiche che abbiamo, quindi profumi da fragola, da lamponi, da frutti di bosco, qualcosa di fantastico. Ci sono anche dei ricordi tuoi, Paolo, qui legati al Io sugoi? sono di origine contadina, i miei vengono dalla campagna e da piccolo si parla di 40 anni, 50 anni fa, perché ormai ne ho 60, 50 anni fa in campagna la nonna mi faceva i sugoi. Quando era il momento della vendemmia, a casa nostra non mancava mai la piantà di uva framboa, e con l'uva framboa la nonna mi faceva il budino di uva, o i detti sugoi, sigoi, ci sono vari modi di dirlo nel Comunque Veneto. quello gli era alla fine. Quello è. Questi sapori che appartengono alla tradizione, questi sapori antichi, sono apprezzati dal pubblico di oggi? Sono molto apprezzati, specialmente dal pubblico giovanile. Ah sì? I giovani stanno andando alla riscoperta dei sapori antichi, delle tradizioni. Per fortuna, perché contaminati da Masterchef, Mister Chef e chef vari, per Certo. fortuna noi abbiamo ancora queste ricette delle nonne che di chef facevano poco, però erano molto pratiche. le nonne. Pratiche, in un attimo riuscivano a farti un dolce con un grappolo d'uva. Sono gare alle nonne, bisognava inventarle comunque. Le nonne, i nonni che ha fatto l'Italia. Ha fatto l'Italia. Perché dal dopoguerra in poi sta roba qua tira su tante generazioni, e da qua Certo. adesso chiaramente se va in pasticceria, ma una volta non vedrai schiavi per la pasticceria. No. E a proposito di invenzioni, siccome la regola contadina è che non si butta via niente, Mai. allora con il mosto si fanno i sugoi, ma con le vinacce Allora, le vinacce venivano l'uva picciata, torcià, come si dice in dialetto, quindi Certo. e poi con le vinacce che avanzavamo, una forma di formaggio, che è questa, eccola qua. un tino, le vinacce, la formi in mezzo alle vinacce, e dopo 6 mesi abbiamo questo risultato. Una Quindi forma di questa- formaggio invecchiata Nelle vinacce dell'uva framboa. della uva framboa, del O del Clinto, Clinto. o anche altre vinacce importanti, cioè, le migliori sono quelle aromatiche, quindi framboa, Clinto. È insomma una storia importante. Stefano, c'è una telefonata per te. Ragazzi, è lui, è lui.
Hi Bill, how are you? We are drinking you. Clinton. Ah, wonderful. We are doing with Paolo sugoi. Sugoi. Sorry. Sugois è plurale, sono capito. Wonderful. Lot of kisses to Hillary and Tessa and Monica. Pronto? Ha messo su. Quando ho detto Monica, ha messo su, lo so. Ragazzi, salute. Viva il Clinton, viva Paolo. Adesso finalmente però i sugoi gutastalli sono venuti qua per quello. Adesso arriva anche su voi. Adesso Ciao ragazzi. Arrivano anche questi. Ci vediamo alla prossima cantierata. Cin. Senti che roba. Questo è un anno. Un anno che sto qua.